Al Piccardo di Genova va di scena il match tra Sestrese e Masone, gara valevole per la sesta giornata del campionato di promozione Girone A. Padroni di casa, primi in campionato, reduci dal pareggio in trasferta col Savone, mentre gli ospiti hanno ottenuto 3 punti pesantissimi nello scontro salvezza con il Serrari Co. La Sestrese sblocca la partita dopo neanche 5 minuti con la grande galoppata sulla destra di Galattolo che crossa al centro trovando tutto libero Repetto che non sbaglia. Ancora una volta il numero 7 dimostra di avere un eccellente fiuto del gol. Al 18esimo risposta ospite con il tiro dal limite dell'area di Garzon sul tocco di Merialdo, blocca in 2 tempi però un attento Sias e al 20esimo i verde stellati raddoppiano, un Galattolo in condizione fisica straripante e strepitosa sfonda a destra e mette al centro, questa volta è Bomber Traverso a farsi trovare pronto che al volo insacca il perfetto assist del giovane terzino destro, firmando così la propria seconda marcatura stagionale per l'attaccante ex Molassana. Al 30esimo azione personale di Moretti che salta 3 uomini e conclude col sinistro, palla che deviata sibila accanto al palo ma esce di poco. Proprio sugli sviluppi del corner Repetto controlla e gira, colpendo però solamente il palo esterno. Al 37esimo minuto il tentativo di Lupi termina molto alto sopra la traversa. Al secondo minuto di recupero invece è sempre a destra che sfonda la Sestrese, questa volta però con Cafarotti che serve però sempre al centro un attentissimo e prontissimo Traverso che è il più lesto ad anticipare tutti e deve solamente spingere in porta la rete del 3-0 Sestrese che così conclude una prima frazione di gioco a dir poco perfetta per i ragazzi di Mister Valmati. La ripresa si apre con un Masone molto più intraprendente e infatti dopo neppure 4 minuti di gioco Lupi viene atterrato in area di rigore da Rapetti. Per il direttore di gara Cambiasso non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Garzon, il centrocampista classe 2002 seppur giovane è freddissimo, esecuzione perfetta, il suo destro ad aprire spiazza completamente Sias e accorcia le distanze portando il Masone a -2. Sulla scia dell'entusiasmo ancora Lupi prova dalla distanza, ma la sua conclusione centrale è facile. Al 53esimo strepitosa doppia parata del portiere Lepri, prima sul tentativo di scalzi dal limite e poi straordinario soprattutto sul tapin di traverso. Tuttavia al 58esimo minuto su un'uscita per anticipare il bomber della Sestrese prende la palla con il braccio fuori dall'area di rigore. Per il fischietto della sezione di Imperia calcio di punizione dal limite dell'area e cartellino rosso per l'estremo difensore. Masone così in 10 per almeno 30 minuti. Solo 5 minuti più tardi Sestrese vicino al poker con la traversa di Repetto, ma la doppietta personale per l'attaccante classe 2000 è solo rimandata. Infatti al 68esimo l'attaccante lanciato in profondità non sbaglia di fronte al solo portiere, chiudendo di fatti così la partita. Si tratta anche del 10° gol stagionale per il fenomeno ex Busalla. A un quarto d'ora dalla fine il neoentrato Agostini sfiora l'Eurogol, trovando però solamente la traversa, mentre all'85esimo uno stanchissimo Galattolo, servito da Repetto, calcia debole centrale da un'ottima posizione. Ma la manita è rimandata solo di pochi minuti, infatti il neoentrato Bruzzone, lanciato nello spazio, si trova a controllare e piazzare con estrema precisione il pallone che vale il definitivo 5-1 Sestrese, terza marcatura stagionale per l'esterno classe 97. Il triplice fischio di Cambiaso arriva senza recupero, al Piccardo la Sestrese vince e convince, salendo in classifica a quota 16 punti e consolidando la prima posizione nel campionato. Rimane invece decimo un Masone fermo a soli 6 punti.